lo scatto, cerca di lasciare sul posto l'avversario, lo fa. Kvara, ancora raddoppiata, è proprio reale questo gioco. Mario Rui ora ha un po' di spazio a disposizione, il cross verso... Amici bellini, è fatta. Almeno, perlomeno, o meglio, dobbiamo aspettare un pochino, ma almeno abbiamo una data, quindi esultiamo tutti insieme. E poi c'è una sorpresina di gaming. Cominciamo. Allora, veramente, senza indugi, io sono contento perché l'aspettavo. Sono un po' scuro qua, in volto devo accendere una cosa. Dionisio Muccioli, benvenuto sul canale, come tutti i nuovi iscritti. Io do sempre per scontato che... Vedete perché dovete lasciare il like? Perché do per scontato che tutti sanno tutto in tempo reale. Perché? Perché i miei amici bellini, quelli che sono abbonati, quelli che mi scrivono su Instagram... Appena esce una notizia che sanno che mi interessa, mi contattano, il telefono va in fiamme, nonostante io stia dormendo, magari per il fuso orario. Insomma, abbiamo saputo che il Napoli presenterà la nuova maglia lunedì 10, quindi tra una settimana esatta, sulla nave da crociera, quindi sarà una cosa esclusiva, un evento importante, storico, perché è una nuova era. Tutto il Napoli ha postato sul suo sito ufficiale che insomma cambiano degli sponsor. Noi sappiamo dai rumor che non dovrebbe esserci più Lete, ma dovrebbe diventare MSC Crociera il main sponsor. Ha tutto senso, vedete come quando unisci i puntini ha tutto senso, perché si fa la presentazione sulla nave da crociera. E quindi io sto pensando di fare una reaction alla maglia, perché non vedo l'ora di abbracciare la nuova maglia con lo scudetto. Sarà un'emozione incredibile, sarà un'emozione veramente incredibile, quindi non so se andare live durante per fare una reaction live o mi registro mentre la guarderò su qualche sito, sicuramente i vari blog a questo servono e noi li ringraziamo. Con un Ambrabam tattico rivediamo un attimo quelle che sono i rumors che sono usciti nel frattempo. Qualcosa ce la possiamo aspettare. Il Napoli di solito rispetto ai rumors che escono fa sempre qualcosa di diverso, che resta celato e che non arriva alle notizie, insomma quelli che poi spoilerano le notizie. Però riviviamo brevemente quelli che sono stati i rumors a partire da quando si è saputo che la Lete non sarebbe stato più lo sponsor e il nostro Tore Falanga, mitico Tore Falanga, aveva abbozzato a un'idea con lo sponsor Coca-Cola. Questo fu poi preso dai vari blog, tal punto che qualcuno poi in Cina fece questa cosa qua. Quindi quella che era semplicemente un'idea, nemmeno finale, perché lo fece veramente in 5 minuti, diventò una maglia che adesso, se la cercate su Google, maglia edizione speciale, ma insomma è una maglia falsa che non esisterà. La Coca-Cola resta un'idea interessante, mitica, ma non crediamo che sarà più così. Questa è una eventuale seconda maglia, bello che sia tutto coerente. Forse lo stemma del Napoli con quel blu rispetto all'azzurro, l'azzurro lo dovresti richiamare, ma a noi non ci interessa perché questa resta così. Poi ci saranno questi dettagli dei colletti e delle maniche, del finale delle maniche, che dovrebbe richiamare il passato, e quindi si sono sviluppate altre ipotesi, come per esempio questa che mostra Kvara. Questa è una maglia a maniche corte che sembra maniche lunghe perché sotto Kvara c'ha la lunghezza di una maglia della salute dello stesso colore. Però vedete, in questo caso c'è il colletto, la MSC centrale, ma non c'è il richiamino sulle maniche, quindi dobbiamo vedere se questa è una di quelle che sta girando di più, onestamente, come rumor. Così è fatta anche maluccio, non mi fa impazzire, ma andiamo avanti. Questa poi ripresa insomma da Footy Headlines, l'abbiamo vista un pochino in giro per il mondo. Questa invece riprende anche insomma
quello che è il colletto lo riprende anche sulle maniche. Sport Sud, vedete, lo mettono giustamente, quindi noi rispettiamo, non è che cancello e dico esclusiva Valerio Fluido, assolutamente no, molto semplice. In questo caso vedete il pattern è diagonale, dobbiamo capire che pattern ci sarà sulla maglia, insomma già così va più che bene, non dobbiamo aspettarci niente di complicato. Andando poi nello specifico arriviamo a quelle che sono le nostre idee, che partivano insomma dal lavoro di Tore Falanga. In questo caso lui aveva immaginato un pattern fatto di ceramiche napoletane. Questa potrebbe essere l'eventuale seconda maglia in bianco, quindi col bianco MSC potrebbe passare in blu o in azzurro. Ovviamente qua ci sono dei richiamini allo scudetto molto fatto bene, quando poi Tore Falanga si muove la maglia acquista valore. E oltre a questa eventuale seconda o terza maglia abbiamo le maglie speciali, specialissime. Per esempio in questo caso io avevo ipotizzato dalla base di Tore Falanga che se viene promossa MSC Crociere potrebbe essere promossa Amazon con un richiamino, e quindi così è anche bella, non dà fastidio. Vediamo se il Napoli avrà un solo sponsor, perché poi gli sponsor di solito aumentano, non diminuiscono, meno ne sono meglio è, più pulita. Però eventualmente potrebbe essere così con il richiamino di Amazon. A quel punto Amazon resta qui sulla manica o è solo il richiamino, oppure viene spostato Upbeat, perché potrebbe essere confermata Upbeat. L'altra soluzione che mi ero inventato io era questa qui, insomma, con Upbeat che viene promossa e dietro magari ci metti un altro caffè, perché comunque ci deve essere il caffè per Starace, e quindi resta Amazon così. Queste sono tutte ipotesi. Poi Falanga fa una cosa straordinaria, perché ovviamente quando si parla poi di Champions League e di Europa i dettagli dorati rendono tutto più elegante e più di classe. La vedete la patch della Champions League, insomma, con in dettaglio sia Amazon che i dettaglietti qua in dorato. Questa maglia è bellissima, io con questa maglia veramente farei follia, ma non parlo più di prezzi perché il Napoli avrà già scelto e penso che il guaio l'ho già fatto. Nel finalissimo questa potrebbe, dovrebbe, chissà, parrebbe essere la maglia finale, mettendo insieme l'idea iniziale di Falanga. Non sappiamo del pattern delle ceramiche, però qualche altro rumor di amici che forse hanno sentito, non lo so, quindi io ci ho messo per sicurezza questo Vesuvio stilizzato che richiama il nostro azzurro fluido, e poi anche questo la separazione tra il petto e le spalle con queste due righine blu potrebbe essere così. È una maglia bellissima, vediamo, noi semplicemente aspettiamo perché non vediamo l'ora. Io ve l'ho detto, aspetto il mercato, aspetto la conferma di Osimhen. Tra l'altro vediamo chi avrà ragione di queste maglie, voi me lo scrivete nei commenti. L'intervista ad Osimhen l'ho sentita, lui quasi dice io sto benissimo a Napoli, non c'è un posto migliore per me. L'abbiamo sentita altre volte, quindi non escludiamo nulla, però se De Laurentiis ha fissato un prezzo così alto, pare che il resto tra i 150 minimo, e se prima vi dicevano sei folle, adesso vi dico, visti gli altri prezzi, fa bene a fare così e a resistere. A questo punto noi vediamo quello che succede, potrebbe rimanere Osimhen, e se perdi solo Kim e rimane Osimhen, quella coppia là davanti, ecco, Garcia ha un impianto di gioco, di gara già bello pronto, e si deve lavorare con tranquillità. Poi il Napoli farà le sue cose col mercato, ma io vi ripeto, sul mercato sono tranquillo e aspetto con fiducia. Per la maglia non potevo aspettare più, e quindi ringrazio il Napoli che almeno ci ha fatto sapere la data. L'abbiamo almeno prima del ritiro, non partiamo in ritiro con le maglie vecchie scritte poi con le scritte a penna sulle casacche, partiamo bene perché questa è una maglia scudettale. Napoli ha vinto lo scudetto, ricordiamoci che ha vinto lo scudetto, però per il mercato non si sa. E allora per il mercato gaming mi sposto un attimo su eFootball, col quale io sto giocando su PlayStation, e devo vedere se riesco a collegare tutti i computer. Voi lo sapete, i miei computer vanno in affanno, però eFootball è un po' così: tu scegli la squadra iniziale, per esempio del Napoli, e poi hai delle cose. Ricordiamo eFootball Konami, ricordiamo il Konami Training Center del Napoli, quindi il Napoli è molto rispettato da eFootball rispetto a FIFA e rispetto ad altre squadre.
Quindi per esempio sulla schermata iniziale c'è Osimhen, c'è Kvara, c'è Anghissà e i giocatori del Napoli che hanno fatto benissimo. Giocando io ai football con altri ragazzi in giro per il mondo, te li ritrovi nei dream team, nelle squadre che poi vengono fatte. Tu prendi per esempio una squadra iniziale, che ne so, ti prendi il Manchester City e poi crei il dream team comprandoti dei giocatori, trovandoti dei giocatori a caso, e si trovano i giocatori del Napoli, ragazzi. Questa è una cosa di grande orgoglio, sapere che io posso giocare con un dream team e non devo per forza affidarmi a Messi, Mbappé e Ronaldo, ma se io prendo Osimhen e lo sviluppo, Osimhen tranquillamente se la gioca con Van Dijk, e questa è una cosa secondo me molto bella per i tifosi del Napoli. Quindi bene, molto bene questa collaborazione. Poi sta ai giocatori del Napoli far bene. Io ho peccato nell'altro, questa è schermata nuova perché da telefono è un nuovo account, ma io nell'altro account, che poi vi farò vedere in qualche modo, che posso fare delle registrazioni, ho beccato dei giocatori, ho beccato Di Lorenzo, l'ho fatto crescere, capitano, subito. Kvara cresce, diventa fortissimo, subito. Ho messo Lobotka a centrocampo, Lobotka mi risulta più forte di Camavinga quando ci gioco, e vi assicuro che è così, e anche Kim. Quindi nel mio Dream Team in questo momento io so, Donnarumma ho dovuto mettere a Porto perché era il più forte che ho trovato, però c'ho Di Lorenzo titolare, c'ho Kim titolare, c'ho Lobotka titolare, con accanto Bruno Fernandes, Xhaka, poi in attacco c'ho Kvara e Osimhen se la gioca con Gnabry, ogni tanto Ronaldo, e comunque è forte, c'è una finalizzazione, un tiro pazzesco. Quindi è bello questo. Vediamo chi prendiamo, perché si possono ingaggiare dei giocatori speciali a gratis, e vediamo che cosa succede. Quindi lo facciamo noi il mercato. Se il Napoli non lo fa, vediamo un pochino cosa ci propone il gioco, e potrebbero essere delle idee che diamo a Mantovani e a Micheli. Giuntoli non ha più bisogno di idee. 5 stelle, molto bene. E vediamo di chi si tratta. È un numero 14, è un numero spagnolo e c'ha una faccia conosciuta. È proprio lui, Xabi Alonso. Quindi torniamo un pochino indietro nel tempo. Queste sono delle leggende. Il ragazzo oramai è un mister, è un allenatore, però Xabi Alonso a centrocampo già non è male. Però non può essere un'idea per il Napoli, perché Xabi Alonso a centrocampo. Vediamo European Clubs Championship gratis cosa ci propone. Abbiamo ovviamente in copertina i finalisti della Champions, giocatori dell'Inter, giocatori del City. Vediamo chi ci arriva dal campionato italiano, quindi vediamo 3 stelle, potrebbe essere una roba del Napoli. Con il numero 18 Giovanni Simeone. E vi dico una cosa, se è vero che qua la grafica non è ideale sul telefonino, Konami, eFootball su PlayStation i ragazzi somigliano molto. È bellissimo Simeone, che bello, e lo metto subito titolare in attacco, non c'è proprio dubbio. Vediamo se possiamo beccare qualche altra cosa gratis, perché giocatori standard, vediamo un pochino. Abbiamo un ticket a 5 garantito, usiamolo. Il ticket a 5 garantito vuol dire che prendiamo un giocatore, un top player, e vediamo chi ci capita. Potrebbe essere interessante. Vediamo un pochino, perché sto facendo il mercato questo non è il mercato che vorrei, è il mercato che capiterebbe, penso dall'Inghilterra se non ho visto male. Con il numero 18 è un giocatore che viene dal Liverpool, non lo riconosco. Gakpo. Ah no, sono tutti 4, quindi possiamo utilizzarli, i ticket, possiamo fare un mercato velocissimo. Dalla Liga Spagnola un 4 stelle che vediamo un pochino. Numero 3, ci servono i terzini, vediamo se è un terzino effettivamente o se non lo è. Dani Vivian, non lo conosco, un difensore centrale. Se lo prendiamo, noi serve il difensore centrale. Vuoi vedere che Dani Vivian può essere l'idea per il Napoli per il post Kim? Voi nei commenti sapete benissimo chi è Dani Vivian e non avete alcun dubbio. Io devo veramente complimentarmi con tutti quelli. Il Napoli ha fatto l'offerta per Kilman, il Wolves rifiutano 35 milioni eccetera eccetera, tutti quanti no, ma Kilman non è buono.
Come fate a saperlo? Veramente i miei complimenti. All'epoca, quando io giocavo a Football Manager, ero fortissimo anche io sul mercato, vi devo dire la verità. Adesso vediamo se eFootball ci aiuta a scoprire e a capire dei giocatori. Questo portiere, onestamente, portiere o punta, perché P potrebbe essere punta, non lo conosco. Vediamo un po' cos'altro ci propone. I ticket a 4 stelle. Quindi complimenti a voi che ne sapete veramente in generale, chi ne sa, chi segue tutti i campionati, io non ho proprio idea. Dalla Ligue 1, ecco perché ovviamente con Garcia si parla di molti giocatori francesi. Vediamo questo cos'è? Il Monaco? E chissà, io non ho visto neanche una partita del Monaco. Goloven. No, proprio idea. Assolutamente. Vediamo cos'altro ci propone il gioco Liga Spagnola. Proponici un ragazzo che conosciamo, magari così la gente... numero 12. Faccio... forse... Ah, vedi, lo sapevo che era lui. Camavinga va benissimo. Non avendo lo vodka, Camavinga va più che bene. Ce lo mettiamo. Vedi, perché non avendo i diritti, oppure sulla versione mobile, non sembrava il Real Madrid. E quindi Camavinga va benissimo. Camavinga lo puoi mettere anche terzino. Questa poi è la cosa importante. Non lo so se la versione da cellulare lo puoi fare, ma è duttile. E la duttilità è importante in questa squadra. Cos'altro ci proponi? eFootball. EA Sport Game, con la maglia di eFootball, quindi questo deve essere un giocatore speciale magari che si è ritirato. Rafael Guerreiro, da approfondire la storia di Guerreiro. E in ultimo vediamo l'ultima sorpresa di un mercato pazzo. Poi quando io avanzo e faccio i soldi del gioco, io con la squadra farò il Dream Team con il Napoli effettivo. Attenzione, un giocatore dell'Atalanta è il signor Muriel, e il signor Muriel ce lo prendiamo. Io penso che un attacco Muriel-Simeone non è affatto male, quindi P era punta, non era portiere. Molto bene, Muriel ce lo prendiamo, è un giocatore che se ne parla sempre nel Napoli e non arriva mai, quindi perlomeno abbiamo sistemato l'attacco. È lungo il video, vabbè, se non siete arrivati non fa niente, però io... la partitina volante la farei, però con la squadra del Napoli, onestamente, perché adesso aggiornamento live, va bene, casuale, quello che capita. Abbiamo preso il West Ham, abbiamo preso il West Ham, va bene. Allora, la squadra è lei. Mettiamo Elmas là davanti, con Zielinski, con... però Ostigard, perché c'è Ostigard? Già è stato tolto. Un'ultima partita con Kim la posso fare? Mi tengo Mario Rui, non c'è problema. In avanti mi posso giocare Raspadori, mi posso giocare... dove sta Lozano? Addirittura Lozano tra le riserve. Partiamo con Lozano. La panchina poi si vedrà, ma deve essere una partita velocissima, non so nemmeno quanto sia forte, se sto in beginner. Mai giocato sul cellulare, non lo so. Ora io se faccio un passaggio filtrante ci arriva Osimhen, scatta, tiro. È strano avere lo scatto qui. Di Lorenzo torna indietro, Lozano sviluppa. Conoscere il 4-3, ragazzi, sul videogioco non è mica male sapere. Però questo passaggio è lo scatto di Osimhen. È bellissimo. Allora, però mo io come faccio a fare un passaggio alto? Sono tutti passaggi bassi questi qua. Testa a testa. Allora, vi assicuro che probabilmente... allora sì, deve essere questo filtrato. Molto probabilmente sto giocando contro un vedete lo bot che ha tirato. Sto giocando contro una squadra scarsa, nel senso l'AI dell'avversario mi rendo conto che non sono fortissimi. Non so se lo posso cambiare. Vedi, quando c'è lo bot come fai? Kim, Minge, filtrante di Osimhen per Kvara, che scatta. Fa un po' di... Kvara se li fa tutti, ma che come fai? Ecco il passaggio. Anghissà, il tiro. Posso aumentare un pochino il baricentro. Kim cincischia un po'. Facciamo bene a venderlo, perché evidentemente
Grande Mario Rui. Filtrante per Kvara. Ah, ecco come devo fare, devo muovere così, è chiaro, adesso è più chiaro. Non un primo tempo esaltante, perché è calcio d'agosto, ragazzi, è calcio estivo, e mi rendo conto che insomma i ragazzi sono un po' sulle gambe, non hanno quella brillantezza che hanno dimostrato l'anno scorso. Ecco perché forse è importante cambiare. Un po' a vuoto di Lorenzo, lo scatto di Rachmani fa buona guardia. Passaggio lungo di Mario Rui a trovare Lozano, eccoci qua, eccoci, ci siamo. Osimhen, il movimento di Lorenzo segue il movimento di Lozano ma viene anticipato. Vedo però un Osimhen che è molto motivato. Anghissà recupera palla e serve Kvara, lo scatto, cerca di lasciare sul posto l'avversario, lo fa. Kvara ancora raddoppiata, è proprio reale questo gioco. Mario Rui ora ha un po' di spazio a disposizione, il cross verso il centro, Osimhen non la tocca di testa, recupera palla Lozano, prova addirittura il tiro da quella distanza, perché voleva passare ma ha sbagliato a cliccare. Capita Irving, non ti preoccupare. Lobotka recupera il pallone, Anghissà trova Osimhen, scatta Di Lorenzo, vedete come Di Lorenzo è più centrale, veramente fatto bene. Attenzione, Anghissà c'ha un po' di spazio per tirare ma il tiro è centrale e Fabianski la para. Min-Jae Kim trova Kvara che prova ora a scattare sulla fascia, ha un avversario davanti a sé, non riesce a superarlo ma Kvara continua nel pressing, attenzione, mette un po' in difficoltà ma rischia il West Ham ma fa bene. Attenzione, Osimhen ancora continua il pressing alto del Napoli e recupero palla con Di Lorenzo, vedete che il pressing, la riaggressione come aiuta. Lozano, il movimento di Anghissà non è in fuorigioco, attenzione Osimhen, il tiro e il gol. Classica azione del Napoli, la riaggressione alta e Anghissà trova il filtrante per Osimhen che stavolta non perdona all'81esimo. Vedete Meret, esultanza un po', ma bene Anghissà e Osimhen di sinistro fulmina il portiere e questo deve essere bene augurante quando siamo all'81esimo. Vediamo Lozano in pressing alto, attenzione Lozano continua, riesce a trovare Kvara che prova dalla distanza un tiro che non impensierisce Fabianski, onestamente il ragazzo ci ha provato. Attenzione però, perché non bisogna cantare vittoria, bisogna difendere ed è bravo Mario Rui che poi spazza. Kvara non riesce a prenderla di testa, ultima possibilità per il West Ham ma fa buona guardia il Napoli. Lobotka ora ancora Anghissà che trova il passaggio finale, il Napoli vince e noi ringraziamo chi ci ha seguito da New York. Valerio Fluido è tutto, non diventerà un canale di gaming a meno che non divento bravissimo, ma sicuramente non da mobile. Se riesco a collegare la PlayStation è tutto un altro bel vedere, non vi preoccupate. Il like, lasciate il like. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.